con Claudio Borghi Aquilini. Magie, apparizioni, sparizioni, le vedremo, le sentiremo tra pochissimo in Senato, ma ci anticipa qualcosa il senatore della Lega Claudio Borghi Aquilini. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, cosa succede tra poco in Senato? Ce ne sono tante di magie di questi tempi. Una delle magie, appunto, come hai detto tu, sono le apparizioni, ed è l'apparizione di Mario Draghi, no? Che dopo viene tolto dalla sua funzione di nonno e chiamato dagli amici del Partito Democratico, guarda caso, si presenta in Senato per spiegare il suo piano. Il piano Draghi, quello dove dice che bisognava spendere 800 miliardi, no? Perché improvvisamente l'austerità che valeva fino a ieri invece non va più bene, e quindi invece bisogna spendere. È curioso che sempre in termini di illusionismo e coincidenze, guarda caso, proprio quegli 800 miliardi che lui ha detto che bisogna spendere, ha detto alla signora Ursula, la sua assistente, no? Perché è presente, il mago c'ha sempre di fianco l'assistente, da noi che di solito sono tutte delle belle ragazzone, da noi invece abbiamo la Ursula von der Leyen, e vabbè, d'altra parte si deve prendere quello che passa al convento, e nel gioco di prestigio, no, del cambiare le carte in tavola, no, e far diventare come necessario invece fare investimenti e similari, casualmente la cifra è proprio quella. Peccato che invece di essere 800 miliardi per le infrastrutture, le imprese, l'energia, la crescita dell'Europa, abbiamo scoperto che invece ci vogliono 800 miliardi per proiettili, bombe, missili, no? E carro armati made in Volkswagen, no? Che incredibilmente abbiamo visto che non riesce a vendere le sue belle Golf a pile, allora venderà le Golf con il cannone, e questo sarà una delle prime cose che abbiamo oggi. Quindi all'inizio si inizia belli freschi alle 10, quindi fra pochi minuti, con il leggendario Mario Draghi, e saremo lì a chiedergli qualcosina, insomma, perché è ovvio che lui presenta, ma nel momento stesso in cui viene in audizione gli si potranno fare anche due domandine, e io sono già lì con la manina alzata, ecco, no? Per cui insomma, se uno ha voglia di vedere cosa ci dice il nostro amico Mario Draghi, mentre con un orecchio tiene accesa Radio Libertà, dall'altra parte sul computer può anche provare ad andare a vedere sulla web TV del Senato, e ci sarà l'audizione. Al pomeriggio invece, sempre in Senato, verrà il presidente Giorgia Meloni, e anche qui ovviamente bisognerà parlare, perché è evidente che al momento è inutile parlare nei dettagli del piano, delle armi, no? E così questo tipo, e perché in realtà non c'è ancora niente. Il famoso libro bianco, che invece secondo me dovrebbe essere libro di mimetica, no? Quello sulle armi più armi per tutti, non è ancora stato presentato, e quindi c'è poco da dire. Però insomma anche al Presidente due cose che credo che sappia benissimo, ecco, però insomma l'importante è metterle a verbale, ecco. Però due cose su com'è il metodo della nostra simpatica Unione Europea per gestire i soldi che una volta ci sono e una volta non ci sono improvvisamente, quando si tratta invece di armi e missili. Di armi e missili, grazie. Di armi e missili ci sono, aspetti, pago. Paga. No, c'è il taxi. Poi uno giustamente grazie, il tassista dice se pago con la carta, ma io pago sempre in contanti. E vai. Perché mi sembra anche giusto, tenuto presente che il mezzo di pagamento ufficiale, che dovrebbe esserci da tutte le parti, è il contante. Grazie.
Allora, scusate. Ma no, scendo dal siamo taxi. noi che ci Grazie. scusiamo chiaramente perché ti stiamo disturbando proprio nel momento in cui stai arrivando in Senato. Chiaro che siamo tutti e sono tutti molto curiosi di sapere, oggi abbiamo letto i Ha pure quotidiani. cascato il telefono. Vabbè, adesso ci sto. Dicevo, sono tutti molto curiosi di sapere cosa farà la Lega, che finora ha detto assolutamente un no gigantesco al Ma la Lega ha riarmo. lavorato prima, come si suol dire, nel senso che noi ovviamente quando arriva, come in questi casi, il Presidente in aula, si vota su una risoluzione, no? Cioè, vale a dire che l'Aula del Senato dà un'indicazione al Presidente su cosa bisognerebbe fare. Grazie, scusi. No, perché magari mi bloccava. D'altra parte sto portando qua in casa le copertine perché fa ancora freddo e allora c'ho il sacchetto che sembro effettivamente uno sfollato, no? Allora giustamente non mi riconosceva. No, comunque il fatto è questo, che si vota sulla famosa risoluzione. E la risoluzione significa appunto che il Senato, le forze di maggioranza e anche quelle di opposizione propongono un impegno per il Presidente. E su questo ci abbiamo già lavorato e quando si leggerà insomma la risoluzione e l'impegno si troverà che quasi tutte le cose che in teoria, leggendo i giornali, cosa che non dovreste mai fare, sembrava che ci fossero perché più armi, cose così, invece non ci sono invece degli impegni molto molto sensati per cercare di mettere ordine in questa situazione. Quindi in realtà la Lega ha già lavorato nel fine settimana ovviamente insieme con il nuovo ministro degli affari europei che è Foti, il piacentino di Fratelli d'Italia, con cui devo dire si tratta abbastanza bene e che capisce abbastanza bene che cosa vogliamo, e devo dire che la Lega si è fatta già valere, ecco, mettiamola così, e quindi nella risoluzione c'è molto del nostro lavoro. Quindi una risoluzione aggiustata molto grazie alla Lega. Vengo a sapere che proprio in questi minuti invece dall'altra parte nel PD c'è la Schlein che cerca di ipnotizzare i suoi a proposito di magie per convincerli a votare e a non votare soprattutto perché Azione, ho letto, presenterà la replica esatta della risoluzione votata a Strasburgo da metà del PD contro le indicazioni della Schlein. Cosa succederà nelle prossime ore? Sarà una bella sorpresa, però perdonami, ci sarà anche un po' di sorpresa per domani alla Camera, perché oggi al Senato potremo votare la risoluzione, il documento della maggioranza, ma domani alla Camera potrebbe darsi che magari ci giriamo verso i 5 Stelle. Noi abbiamo capito. Ci siamo persi perché quando entri nelle losche mura del Senato il campo sparisce. Vediamo se lo riusciamo a ribeccare, Claudio Borghi Aquilini. No, ritentiamo, proviamo a richiamarlo e vediamo se riusciamo a avere la risposta, che poi è una risposta che non c'è, nel senso che Claudio Borghi è al Senato e certo non ci può rispondere facilmente su una cosa che avverrà domani alla Camera, però ricordiamo, oggi la Lega al Senato potrà votare solo il documento della maggioranza e quindi un documento che avete sentito da Claudio Borghi è stato aggiustato come effettivamente la Lega ha chiesto, ma domani alla Camera si potrebbe astenere, ad esempio, sul documento dei 5 Stelle, che è la fotocopia di quello presentato in Europa e quindi con un gigantesco no al riarmo. È un punto interrogativo chiaramente che c'è quest'oggi su tutti i quotidiani e noi lo richiediamo a Claudio Borghi che è tornato. Borghi, e domani alla Camera cosa potrebbe accadere? Ma alla Camera secondo me succede lo stesso. Al Senato di solito queste diciamo
quando ci sono comunicazioni del Presidente del Consiglio, il Presidente lascia diciamo, una volta prima al Senato lascia alla Camera, diciamo la Camera che viene interpellata per seconda, diciamo così, no, la copia del discorso, in modo tale da non doverlo ripetere. E poi l'unica cosa che cambia sono le risposte che dà, no? Prima ai deputati e poi prima ai senatori in questo caso e poi ai deputati, quindi dipende anche da cosa gli altri gli chiederanno, no? Però di base, secondo me, uno deve votare la sua di risoluzione, non quella degli altri, ecco, mettiamola così. Quindi dal mio punto di vista, poi decidono i capigruppo, ma dal mio punto di vista, dato che la nostra risoluzione secondo me sarà pienamente soddisfacente, io credo che debba essere votata la nostra e basta. Tra gli iscritti a parlare oggi ci sarai anche tu comunque, ecco, lo diciamo ai nostri ascoltatori. Tra gli iscritti a parlare ci sono io, sì, sia con Draghi che con il Presidente, quindi insomma... Ti riprendiamo. Spero di riuscire a rappresentarvi in modo degno come cerco sempre di fare. Ti riprendiamo molto volentieri, ti seguiamo su Radio Libertà e ti lasciamo andare a lavorare. Claudio Borghi Aquilini. Grazie. Buon lavoro. Avete ascoltato Scuola di